Ben ritrovati su Sardegna Verde per questo primo appuntamento di giugno, ospiti in apertura del caseificio del Marghine. Salvatore è uno dei padroni di casa, uno dei figli dei padroni di casa. Tutto questo nasce, Salvatore, con mamma e papà. Con mamma e papà da un loro sogno che si è tramandato a me e mio fratello. Questo sogno è nato da un sacrificio che mio padre e mia madre hanno fatto in tutti questi anni per cercare di fare realtà il loro sogno. Quante pecore avete? Tante, cui stare dietro tutti i giorni? Sì, molte. Soprattutto mio fratello, io sto qui in caseificio, però mio fratello fa tanti sacrifici per stare dietro, sono 1200 capi. Caspita. Voi conferite anche il latte a qualche altro caseificio o si trasforma tutto qui? No, da 2 anni a questa parte lo stiamo facendo noi tutto quanto, quindi lavorazione mattina e sera e secondo come anche di notte. Tra poco, Salvatore, con Paolo scopriremo le varie tipologie di formaggio che qui producete. Una svolta importante è quella del biologico. Sì, noi ci abbiamo creduto molto dal 92, mio padre ha incominciato a stare nel biologico perché credeva che era una cosa importante per l'azienda ma anche per quelli che avrebbero mangiato i nostri prodotti agroalimentari. Allora, ricordiamo il nome di babbo e di mamma. Sì, Franco e Maria Lussuria. E della sua fidanzata. Susanna. Che ha sposato non ancora lei, ma sicuramente il vostro progetto aziendale. Sì, la nostra idea l'ha sposata al massimo. Molto bene, Salvatore, vi lascio al vostro lavoro e siccome stanno preparando il pranzo della domenica attorno a una bella chiesa campestre, noi iniziamo a curiosare. Buongiorno, qua siamo nel Sagrato di San Lussurio, nelle cucine del Sagrato di San Lussurio, stiamo preparando maialetto in umido, che è una specialità, poi c'è anche il maialetto arrosto, che quello è un altro settore, E quindi, cosa consiste? Consiste in soffriggere, fare il soffritto, soffriggere la carne e poi magari un po' di sughetto e il sale e basta. Qui invece stiamo preparando la pecora bollita tradizionale, nata e cresciuta a Borore. Ottimo piatto. L'abbiamo cucinato con cipolle e patate. Pochi ingredienti, ma buoni. E ancora di Borore, alle nostre spalle la chiesa della Beata Vergine Assunta, accanto a noi il sindaco di Borore, Bastiana, un paese, il vostro, che quante anime ha? Un paese che ha 2100 anime in questo momento, un territorio sicuramente molto ricco di monumenti archeologici che noi intendiamo appunto valorizzare. In particolare Borore è conosciuto come il paese delle tombe dei giganti. Ne abbiamo ben 8. Tra queste le più importanti sono sicuramente quella di Sant'Ubainzu e quella di Imbertighe. La tomba dei giganti di Imbertighe è una stele monumentale alta più di 3,50 m e che è stata definita all'inizio del Novecento come il prospetto della più bella tomba dei giganti esistente in Sardegna. Oltre alle tombe dei giganti abbiamo anche numerosi nuraghi, dolmen, domus deianas. Risorse, sindaco, che voi volete mettere nel sistema confidando anche in risorse economiche che oggi non ci sono, purtroppo. Assolutamente sì, e purtroppo oltre all'attività dell'amministrazione locale è assolutamente necessario il sostegno da parte della regione e da parte dello Stato, perché ci aiutino soprattutto a creare indotto, occasioni economiche assolutamente per il territorio, per fare in modo che veramente questi nostri paesi si possa vivere bene e si possa avere una qualità della vita Mi associo a questo augurio. Sindaco, da un anno in bocca al lupo e complimenti per la passione che ci mette. Parliamo dei problemi delle nostre campagne, stia accanto a me, Bastiana, afflitte purtroppo anche quest'anno, forse più che nel recente passato, dalla siccità. Sì, quest'anno proprio le calamità naturali non ci hanno dato tregua. Dopo un inverno non si vedeva da oltre 60 anni, le gelate recenti, o perlomeno di alcuni mesi fa, che hanno danneggiato irrimediabilmente i nostri raccolti, una siccità che non è uguale. Oggi il nostro paesaggio è visibile a tutti, insomma siamo nel mese di luglio ed agosto, è una cosa abbastanza che sta pesando gravemente sul comparto. Noi chiediamo chiaramente a degli eventi così tragici e così gravi, chiediamo delle misure straordinarie, quali la continuità territoriale delle merci, i costi dei foraggi che arrivano dalla penisola
buoni per l'acquisto di mangimi e foraggi, una deroga per le aziende in biologico e una moratoria sui debiti al fine di risalvare le aziende, con particolare riferimento all'INPS e alle cambiali agrarie che scadono il 30 di giugno. A Borore è stato aperto il primo museo del pane della Sardegna. Quando risale la prima inaugurazione? Allora, la prima inaugurazione, proprio quella ufficiale, è stata nel 2006. Però già in precedenza c'era una esposizione di pani con altri espositori. E poi nel 2006 c'è stata l'ufficialità, diciamo, in grande stile. Praticamente, propriamente per l'esposizione, sono adibite 3 sale con i relativi corridoi, mentre 2 sale sono adibite per essere usate laboratori delle signore che curano le signore del CIF, fatta per i bambini o anche per gli adulti, e concorsi di qualificazione per dire con queste signore brave dei vari comuni dell'isola che vengono qui. Bastiano, grazie. Tra l'altro voi siete in ristrutturazione, ad agosto si riapre. Sì, ad agosto riapriremo il museo, speriamo alla grande, speriamo per un lungo periodo. In bocca al lupo, noi torniamo a parlare del mondo agricolo, conosciamo meglio la realtà e poi andiamo anche a visitare un vigneto. Buongiorno, Borore è sempre stato un paese a prevalente agronomia agropastorale. A dire il vero, fino ad alcuni decenni fa l'attività principale era la cerealicoltura, in particolar modo la coltivazione del frumento. Poi, in seguito alla crisi del mercato del grano, che è venuta intorno agli anni 50 del Novecento, la cerealicoltura è andata via via scomparendo ed i terreni che una volta erano adibiti alla coltivazione dei cereali oggi sono destinati per lo più ad attività zootecniche, in particolar modo l'allevamento ovino da latte. Oggi a Borore si allevano circa 20.000 pecore, suddivise in circa 70 aziende. Questo è un giogo di buoi di razza sardo-modicana. La razza sardo-modicana è una razza rustica che viene allevata soprattutto nei vicini centri del Montiferru, in particolar modo Sant'Lussurgiu, Giuscano Montiferru e Seneghe. Poi con la scomparsa della cerealicoltura questa figura del gioco di buoi è andata pressoché scomparsa a Borore fino ad alcuni anni fa, quando un gruppo di appassionati ha voluto rivalorizzare questa figura e quindi ha deciso di allevare questo gioco di buoi. Io ho ereditato la passione dei buoi tramite persone anziane del mio paese, citando anche mio zio. I nostri amici si chiamano Fiorebellu e Ogolniedoso, pesano sui 13 quintali l'uno. Sono 2 nostri amici, ci tengono compagnia nelle feste, sono 2 docilissimi animali. Fanno solo qualche processione, festa santuaria. Quest'anno hanno partecipato anche alla festa di Sant'Efisio a Cagliari, hanno accompagnato la Trecca di Pula. Buongiorno, mi chiamo Pierpaolo Porcu, con mio padre Tonino un paio di anni fa, diciamo nel 2011, abbiamo deciso di impiantare un nuovo vigneto di circa l'estensione adesso di circa 1 ettaro, nata da una passione appunto da anni fa sempre. Abbiamo cercato di impiantare appunto delle uve un po' particolari, diciamo che nella zona nostra qua non erano molto diffuse, diciamo. Tra queste abbiamo piantato il Cabernet, il Canonau, il Sangiovese e i Cagnulari. Appunto una diminuzione, diciamo, sarà sicuramente una produzione più bassa rispetto agli altri anni, perché qua in zona ne ha bruciato proprio completamente molte. Qua noi un po' meno, però comunque siamo stati danneggiati comunque a causa della gelata di Pasqua. Every Monday in the video